Eccoci, dopo essere stati sequestrati per 3 ore in autogrill, siamo pronti a procedere in A1 a Passo d'Uomo e bloccare anche l'autostrada del Sole. Tutti uniti. Siamo finalmente usciti e stiamo bloccando completamente la A1. Abbiamo finito ormai la pazienza, non possiamo più aspettare. Ieri sera l'ennesimo decreto che ci impedisce di lavorare per altri 30 giorni, ma ormai non abbiamo più modo di andare avanti, siamo arrivati allo stremo delle forze e non ci rimane altro. In realtà non abbiamo neanche nulla da perdere, sappiamo che oggi rischiamo perché si rischia il penale, sappiamo che le forze dell'ordine sono comunque dalla nostra parte, devono garantire la sicurezza, noi cercheremo di far quanto in sicurezza, ma abbiamo bisogno di far sentire il nostro dolore. Ora è il momento di dire basta. Non accettiamo più quello che ci verrà imposto. Noi siamo pronti ad aprire, siamo pronti a lavorare, esigeremo sostegni veri, non le briciole arrivate fino ad oggi. Evidentemente preferiscono aiutare, dare 5 miliardi a chi si occupa dei pagamenti elettronici e ingrassarli, piuttosto che aiutare noi. Non siamo solo ristoratori, siamo tutte le categorie, con noi ci sono le estetiste, le parrucchiere, ci sono i commercianti, ci sono i distributori che forniscono i nostri locali, ci sono le palestre, i commercianti, gli ambulanti.